Buongiorno a tutti i telespettatori da Martellago. Al momento in cui parliamo non ci sono notizie di Gianluca Salviato, il tecnico italiano di 48 anni che è stato sequestrato, verosimilmente, che comunque è scomparso in Libia. Ci troviamo di fronte all'abitazione dei genitori di Gianluca Salviato. La famiglia vive questi momenti di tensione, di sofferenza, questi frangenti drammatici nel riserbo più assoluto. Non dispero, piango per quelle persone là, perché uno 40 anni, l'altro 31, cioè i prigionieri e basta, come che si fa in tutto il mondo, ma ucciderli così. Gelsomina, mamma di Gianluca Salviato, ci racconta la sua disperazione dopo aver visto le immagini in televisione dell'uccisione dei 2 reporter americani da parte dei terroristi dell'ISIS. Il suo pensiero va subito al figlio, in ostaggio di altri gruppi terroristici in Libia dal 22 marzo. È stanco, dimagrito, provato dentro. Gianluca Salviato, dopo 8 mesi di prigionia a Tobruk in Libia nelle mani degli estremisti islamici, adesso respira nella sua casa di Trebaseleghe tra i suoi cari. Quel non molto fiato che ha lo dedica senza retorica per primo proprio alla sua famiglia. Io sapevo che mia moglie era una persona tosta, sapevo che avrebbe reagito, poi la mia famiglia fa quadrato quando succedono cose particolari, questa è una delle cose più particolari che ci è capitata. Telespettatori, ben ritrovati a Storie di Famiglia. 8 mesi, 8 lunghi mesi in mano ai terroristi e senza dare più notizie di sé. Gianluca Salviato, il tecnico rapito in Libia, ha vissuto momenti drammatici. Li ha vissuti lui, ma anche la sua famiglia, che a migliaia di chilometri di distanza ha passato ore di angoscia per il proprio caro. Ma come abbiamo sentito dalla voce dello stesso Gianluca appena tornato a casa, la sua è stata una famiglia forte, che ha saputo far quadrato e reagire per poter sperare nel ritorno di Gianluca. Una famiglia che è stata premiata perché, come abbiamo visto nel servizio, nell'ultima parte del servizio realizzata dalla nostra redazione, Gianluca è tornato e sta bene. La conferma ce l'abbiamo direttamente in studio, perché Gianluca Salviato ha accettato di venire nostro ospite assieme alla moglie Maria per raccontarci questa esperienza, una triste e drammatica esperienza, vero Gianluca? Buonasera intanto. Buonasera, è stata dura, drammatica da un lato, ma tanto dura. E con lui, come abbiamo detto, c'è anche Maria Scarpa, la moglie di Gianluca. Buonasera Maria. Buonasera a lei. Abbiamo chiesto a Gianluca che tipo di esperienza è stata la sua. Ci ha parlato di un'esperienza dura e drammatica, ma a casa, a distanza di migliaia di chilometri, non si vivevano momenti diversi e situazioni e stati d'animo diversi, vero Maria? No, certo che no, è stata bella tosta. Lui da una parte, noi dall'altra. Non è facile gestire una situazione del genere, però insomma dai, ce l'abbiamo fatta. Gianluca è qua? Sì, per fortuna. E sta bene, e sta bene. Gianluca, intanto posso chiederle di darti del tu? Non ci mancherebbe. Ecco, così reciproco andiamo meglio a chiacchierare per raccontare un po' la tua vicenda, che è iniziata, abbiamo detto, o comunque è iniziata parecchi mesi prima, perché tu in Libia ci sei arrivato molto prima del marzo del febbraio 2013 ho cominciato, e quando sono arrivato c'era l'euforia. Loro avevano appena finito la rivoluzione, stavano ricominciando a vivere, a muoversi. Io mi ricordo c'erano bandiere libiche su tutte le auto, proprio erano euforici. Poi però con il passare del tempo si sono acuiti gli scontri fra le varie famiglie, le varie fazioni, e poi sono subentrati questi qui di Al-Qaeda e di Ansar al-Sharia, e si vedeva che la cosa cominciava a diventare un po' pesante. Che tipo di ruolo svolgevi in Libia? Io ero un site manager, capocantiere, seguivo i cantieri, ne avevo 4, avevo tutto personale, sia libico, egiziani, sudanesi, avevo dei contractor locali e seguivo la costruzione degli acquedotti per portare l'acqua nei quartieri di Tobruk dove mancava. Perché sei andato all'estero?
Io ho cominciato ad andare all'estero, la prima volta che sono andato all'estero era nell'88, avevo 23 anni, 24. Eri già sposato con Maria? No, e Maria è venuta molto dopo. E poi mi sono fermato un po' in Europa, in Italia, quelle cose lì, e poi nel 2009 io ero artigiano, ho chiuso l'azienda e ho cominciato ad andare all'estero, ho fatto prima la Russia, l'Armenia, il Congo e poi sono andato in Libia per lavoro sempre. Eri già sposato? Sì. Quando sei partito. E Maria? Maria, che cosa hai pensato? Posso dare del tuo anche a te? Certamente. Cosa hai pensato quando Gianluca ti ha proposto, ti ha espresso la sua volontà di partire e andarsene distante da casa per lavorare? Beh, il posto non è che fosse di quelli, non ero molto felice, però insomma, visto e considerato, non è che le prospettive che venivano offerte fossero state più allettanti. Ho detto vabbè, sia quel che sia, è che non vai mai a pensare a una cosa del genere, pensi di tutto quando parte, quando prendi un aereo, però non è che pensi al rapimento. Può pensare che si senta male, un incidente là sul lavoro o qualsiasi altra cosa, però ho detto, io ho detto decidi tu, fai quello che vuoi tu, non metto, se tu te la senti di andare io sono con te e sono d'accordo, vai, se non te la senti stai a casa, vedi, fai te quello che vuoi te. Conoscevi quei posti 2 anni prima, tu sei partito nel 2013, nel 2011 c'era stata una sorta di rivoluzione lì in Libia? Sì, sapevo, perché prima che partissi mi ero un po' informata un po' di tutto, sì. Però tu hai sempre avuto tanta fiducia su Gianluca, sapevi che qualsiasi cosa si fosse trovato davanti ce l'avrebbe fatta a superarla? Sì, assolutamente sì. E così è stato, Gianluca? Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto il lavoro. Ce l'avete fatta. Raccontaci quel giorno drammatico. Quella mattina là. Del sequestro. Che giorno il 22 era? marzo. Mi hanno preso alle 7:15, 7:20 circa. 7:15 perché avevo appena guardato l'orologio perché volevo telefonare a lei, però c'era un'ora di differenza ancora, no? In Italia erano indietro di un'ora. Quindi ho detto la chiamo verso le 8:30, la chiamo per dirgli che sto bene, ma come tutte le mattine era normale. Tu la chiamavi tutte le mattine? Sì, davo uno squillo, che sto bene, tutto a posto, ciao, ci sentiamo stasera per Skype. E quella mattina era normale, cominciava la primavera, quindi sono andato fuori solo col maglioncino e una camicia, c'era una bella temperatura e sono andato al campo, perché io abitavo fuori del campo con altri 2 colleghi. E sono andato in campo, ho fatto colazione, sono andato in ufficio, ho preso i miei disegni, le carte, tutto quanto, e sono andato al magazzino a controllare se i miei operai erano già partiti per andare in cantiere con i capisquadra e mi sono avviato in cantiere tranquillamente. Eri in macchina da solo? Sì, io giravo sempre da solo, come tutti i miei colleghi, perché comunque non avevamo la scorta, si girava da soli. E dovevo passare a controllare un lavoro fatto il giovedì perché il venerdì è festa lì, i musulmani fanno festa il venerdì, e tranquillamente sono entrato in cantiere, una macchina mi ha suonato, ma lì è normale, ti suonano tutti per sorpassarti, per passarti, l'ho lasciata passare, mi si è piazzata davanti e mi ha bloccato. Io ho fatto retromarcia e mi è arrivata un'altra auto da dietro, mi ha bloccato, sono scesi tutti col passamontagna, erano 8, ne ho contati 8. Uno mi è arrivato sul finestrino, avevo un finestrino aperto, mi ha puntato Kalashnikov alla tempia, mi ha fatto segno di scendere, io sono sceso con le mani in alto e ho visto un attimo che si era impacciato un po' perché doveva prendere le manette e ha lasciato andare il Kalashnikov sulla spalla, no, a tracolla. E faceva fatica a tirarle fuori perché le aveva messe nella cintura, si vede che gli si erano incastrate. Io mi sono girato, ho detto adesso scappo, a 50 metri avevo gli operai con gli scavatori dietro l'angolo, ho detto arrivo da loro hanno un Kalashnikov dentro l'escavatore, qualcosa succede. Come mi sono girato ho fatto 3 o 4 passi forse e mi è arrivato un colpo sulla schiena qua e sono andato in ginocchio, penso mi abbiano dato col calcio del Kalashnikov. Sono andato in ginocchio, ho preso un calcio in bocca e mi ha rotto tutti i denti davanti. Lì mi ha messo le manette, mi ha caricato in macchina e ha cominciato a picchiarmi e a portarmi via tutto. Avevo 4 stupidaggini, la cosa più preziosa era la fede, mi ha portato via anche quella.
e siamo partiti. Poi mi hanno portato, abbiamo fatto 2 o 3 ore di strada e siamo arrivati in un paesino. Ti avevano bendato, Gianluca? Mi hanno messo un cappuccio, un passamontagna girato alla rovescia, ma c'è stato anche durante il rapimento, durante il momento, c'è stata una cosa che poi ho pensato è anche comica. L'autista della prima macchina è sceso senza cappuccio. Quando si è accorto che era senza, si è toccato così, no? È salito in macchina e ha dato una botta sulla portiera. Talmente erano agitati e ha fatto una stupidaggine così. Ma quella mi è venuta in mente, l'avevo memorizzata, mi è venuta in mente dopo. Lì mi hanno portato in questa casa a Beida, sentivo che parlavano per la radio perché mi hanno chiesto se parlavo arabo, io ho detto non lo parlo e non lo capisco, invece lo capisco abbastanza, riesco a legare i discorsi. E siamo arrivati lì, lì è stato il momento forse più brutto di tutti gli 8 mesi. Mi hanno fatto entrare, mi hanno fatto sedere su un divano, però tra le maglie del passamontagna riuscivo a vedere, no? Un po'. Ho visto passare una donna con il chador e un bambino piccolo. Quindi riuscivo a guardare un attimo. Uno di quelli che mi ha preso, si è accorto che riuscivo a vedere, si è tolto i calzini, li hanno dati e me li ha messi come benda. Una roba impensabile che un rapitore un po' organizzato ha già la benda, loro sono. Molto improvvisati. Militarmente organizzati, perché hanno fatto un'azione militare pura e semplice, però su piccole cose gli mancava forse l'esperienza. E lì poi mi hanno spogliato completamente e mi hanno lasciato in mutande, tolto calzini, scarpe, tutto. Mi hanno tolto gli occhiali che poi non mi hanno più ridato per 8 mesi, quindi io sono miope e non vedevo più nulla, cioè ho visto torbido per 8 mesi. E lì mi hanno infilato una gbia, che è una tunica loro, grigia, mi ricordo che mancava anche un bottone al colletto, mi hanno fatto inginocchiare con il sedere che toccava i talloni, mi hanno aperto le braccia, uno filmava con il telefonino e tolto il cappuccio, un altro ha caricato la pistola e me l'ha messa qua sopra. E là ho detto adesso è finita, basta, sono morto. E ho detto Signore, prenditi la mia anima e sia quel che sia. Però poi mi è passata la paura. In quel momento lì mi è passata la paura, non avevo più paura, non sentivo rumori, non sentivo niente. Poi hanno smesso di filmare tutto, sono messi a ridacchiare, mi hanno preso, mi hanno rimesso le manette, mi hanno portato in uno sgabuzzino, mi hanno messo le catene ai piedi, mi hanno incatenato i piedi con le mani e dopo mi hanno incatenato al muro, tenendomi i piedi appena sollevati in modo che non potessi alzarmi. Però così mi si stringevano le caviglie, non circolava il sangue, allora sono riuscito, c'era un tappetino così, a mettere il tappetino sotto per riuscire a posare le gambe. E poi per 3 giorni mi hanno picchiato. Ogni 3 o 4 ore entravano e mi picchiavano. Non da rompermi le costole, però i colpi li sentivi. Io mi mettevo così, mi chiudevo, cercavo di parare i colpi, poi ero allenato perché io faccio sempre sport, quindi paravo i colpi. Volevano farti paura? Secondo me sì, cioè era un modo per farti capire come ando io qui. Se tu fai qualcosa sai che ti possiamo ammazzare o ti all'inizio picchiamo. quando I primi si 3 sono messi a giorni, riprendere 2 o 3 giorni sì. Entravano senza dirmi niente, venivano là, un po' di schiaffoni, qualche pugno, però io non sentivo nessun colpo, forse l'adrenalina, la paura, tutto. Non sentivi mai? No, i dolori li sentivo dopo. Abbiamo appena sentito il racconto drammatico che ci ha lasciato veramente a bocca aperta. Maria, immagino che queste parole, queste esperienze di Gianluca tu le abbia già sentite. Sì, più volte. Quando te l'ha raccontata la prima volta, cosa hai pensato? Che stato d'animo? Ho detto come è riuscito a sopravvivere, come ha fatto, è stato bravo, ma lo penso anche adesso. Cioè non è una cosa coraggiosa, non ce la farei, non so, è stato bravo, ha avuto la forza di sopravvivere, perché io penso che un conto è se è 1, 2, 3, 4 mesi, ok, ma 8. Sono tante. Sono tanti. Pensi che non possano finire più, insomma? Sì, sono infiniti.
Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi continueremo con il racconto di Gianluca Salviato, che lo ricordiamo è rimasto in mano ai terroristi in Libia per 8 mesi e per 8 mesi non ha dato notizie di sé alla famiglia che lo stava aspettando a casa a Martellago e a Trebaseleghe in Veneto. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo in studio Gianluca Salviato, il tecnico di Trebaseleghe, in provincia di Padova, con lui c'è anche la moglie, e ci ha appena raccontato il momento drammatico del rapimento e dei 3 giorni successivi al rapimento, il momento di questa finta anzi esecuzione. Ma secondo te, Gianluca, era una finta esecuzione o era una vera esecuzione che poi alla fine hanno deciso di cambiare? Io là non sono riuscito a capire se era una finta esecuzione o poi hanno deciso all'ultimo. Io ho sentito il loro capo che ha detto adesso basta, e poi mi hanno messo le catene, quello che vi ho raccontato adesso. In quei 3 giorni mi hanno spostato in un'altra casa, per quella che poi in cui sono rimasto quasi tutti gli 8 mesi, no? E la sera loro, dopo la cena, loro cenano sul tardi, cenano verso le 9, 8 e mezza, 9, no? Dopo la cena andavano avanti fino alle 3 e mezza del mattino, 3 e mezza del mattino, quando c'è la prima preghiera, e andavano avanti a votare se tenermi vivo o ammazzarmi. Io queste cose le capivo perché l'arabo riesco a capirlo, quindi riesco a legare il discorso, e sono andati avanti circa 10 giorni. Fortunatamente la maggior parte voleva tenermi vivo per poi scambiarmi qualcosa. Hai mai saputo il motivo del rapimento? Mi dicevano anche delle stupidaggini, perché una volta ho chiesto perché mi avete preso, mi hanno detto perché tu sei italiano e l'Italia ha bombardato la Libia. E ho detto sì, l'Italia ha bombardato la Libia per liberarvi da Gheddafi, e sì, ma la Libia è terra sacra, non si bombarda. Altre volte mi hanno detto perché noi eravamo cristiani, ma io penso soprattutto per quello, comunque rapiscono gli occidentali, perché se i cristiani occidentali sanno che noi abbiamo paura di loro. E qualche volta mi hanno detto qualche stupidaggine, credo, comunque. Come parlavi con loro? Ce n'era uno che parlava un po' di inglese, non perfetto, ma lo parlava, quindi riuscivo, ma comunicavo molto poco. Io per 8 mesi non ho parlato con nessuno. Per i miei tempi sono stato in uno stato confusionale, non riuscivo, io andavo ogni tanto in cerca del cellulare per chiamare lei, per dire tutto bene, tranquilla, quindi c'era un po' di stato confusionale. Poi comunque mi facevano un po' di paura perché avevano l'abitudine di entrare con le tuniche, no? Con le ghibia, e col cappuccio in testa, quindi ti impressiona un po' questa cosa, non sei abituato, le vedi nei film, le vedi... Nel frattempo ti avevano liberato gli occhi comunque. Sì, perché poi mi hanno messo in questa stanza qua, mi hanno tolto le catene, mi hanno tolto le manette, e era una stanza 4x4, ero lì dentro, comunque non avevo, la finestra era tamponata, era chiusa, avevo solo la luce artificiale. Potevo muovermi nella stanza, però... In questa stanza ci sei rimasto per tutti gli 8 mesi o poi nel frattempo... Allora, mi è capitato così, mi hanno portato nella stanza, prima sono stato un giorno a Beida, dopo mi hanno spostato a Derna, ho saputo dopo che ero a Derna. E lì sono rimasto 42 giorni in una casa, poi da lì mi hanno spostato, mi hanno portato in un'altra casa che era lì vicino, perché abbiamo fatto un quarto d'ora, 20 minuti di macchina per lo spostamento di sera. E lì sono stato 27 giorni e poi da lì mi hanno riportato nella prima casa e lì sono rimasto tutto il periodo fino alla liberazione. Tu hai contato i giorni, come facevi a contarli? Allora, i primi tempi li contavo a mente, cioè memorizzavo il giorno e quindi contavo i giorni. Poi ho trovato un bastoncino, l'ho fatto a pezzettini piccoli, e creavo la data ogni giorno. Poi dopo 76 giorni mi hanno portato la macchinina per controllare la glicemia. Quindi giusto, non abbiamo detto che tu sei ammalato di diabete e quindi avevi bisogno di insulina, questa poi è stata una delle prime preoccupazioni quando si sapeva. Me l'hanno data dopo 3 giorni, quando sono andato a casa, perché non credevano, pensavano che raccontassi una bugia, no? Allora me l'hanno portata
con la siringa, hanno voluto che me la facessi, gli ho fatto vedere che me la faccio, mica problemi. Allora là dopo non me l'hanno mai fatta mancare, c'è sempre stata quella lì. Ma non mi hanno fatto mancare altre cose, ma quello lì. Mi hanno tolto gli occhiali, io per 8 mesi sono stato senza occhiali e sono miope. Quindi, È stato difficile. mal di testa forti, poi... Il cibo? Sorridi. Sì, perché allora la base era c'erano 3 tipi di pietanze. La base era una zuppa di patate, tipo patate lesse, no? Però bollite con un peperoncino grande così, le fiamme dell'inferno sono nulla, bruciano di meno. Poi c'era una zuppa, una specie di fagioli, ceci, lenticchie, piselli, sempre con questo peperoncino gigante all'interno. Poi ogni tanto facevano della pasta col pomodoro, ma... Con peperoncino? Il peperoncino è la base. Lo mangi a casa il peperoncino e basta. A me piacciono le cose un po' piccanti, ma Meno male. un po' troppo, no, proprio era immangiabile, le mangiavo perché avevo fame. Poi c'è stata una volta che alla fine del Ramadan, no? Dopo i 4 giorni di festa che ci sono alla fine del Ramadan, c'è il Capodanno musulmano, no? Che coincide con la festa del Caruf, del Montone, no? La sera mi sono arrivati, eravamo senza luce perché gli manca parecchie volte durante il giorno l'energia elettrica, allora avevo la candela, avevo avuto 50 gradi in camera, ero con i pantaloni della tuta che ho tenuto 8 mesi, fatti su. 8 mesi? Sì. Senza mai lavarli? Non potevo lavare solo le magliette, le mutande che mi avevano dato, 2 mutande e 2 magliette e basta. Cioè. Però la tuta non potevo lavarla perché poi dovevano stenderla fuori, non volevano che la stendessi fuori, quindi non me la lasciavano lavare. E quella sera là un caldo bestiale, mi arrivano con un cartoccio di stagnola, tutto caldo, patate fritte, le verdure, un frutto. Io in 8 mesi ho visto una fetta d'anguria e 2 banane. Quel giorno lì invece buffà. Cioè, apro il cartoccio, c'era una testa di montone tagliata a metà, bollita con i 2 occhi, tutta la lingua e tutto quanto, quello è il piatto prelibato. Quindi ho dovuto mangiarlo per non fargli dispetto. Ed è stata una cosa mostruosa. Cioè. È stata allucinante. Adesso tutto quello che mi danno da mangiare è buono. È buono. Maria, abbiamo sentito del racconto di Gianluca, il momento del giorno del rapimento, e proprio quella mattina doveva chiamarti per farti la consueta telefonata e rassicurarti che tutto stava andando per il meglio. Quel giorno Gianluca non ti ha chiamata e non ti ha chiamato per 8 mesi. Quella mattina cosa hai pensato quando non hai sentito squillare il telefono? Quella mattina là gli ho mandato un messaggio che erano verso le 8 e non mi ha risposto. Però tra me e me ho pensato magari ha il telefono scarico, non sente il telefono, cioè gli dai altre spiegazioni. La giornata mi è andata via così e tranquillamente ho fatto le mie cose e verso le 19:15 di sera sento suonare il cellulare, rispondo ed è la proprietaria della ditta che mi dice siediti. Già quando uno ti dice siediti basta, cosa è successo? Mi fa è da stamattina che non si trova tuo marito. Come non si trova mio marito? Dov'è? Guardate in casa, che non si sia sentito male, che non sia successo qualcosa, che non abbia cioè le pensi tutte. Sì, ma ti devo dire un'altra cosa. Ho detto, dimmi Tiziana, mi fa, niente, mi dispiace, ma abbiamo trovato la macchina, la sua macchina, con le chiavi inserite, le porte aperte e sul sedile di destra il passaporto con la bustina del diabete. Non sappiamo cosa fare, non lo troviamo. Basta, da lì è cominciato l'incubo. Pensavo di essere dentro un film. Ho detto, cosa sta succedendo? Cosa è successo? Cos'è questa roba? Dicevo, adesso fra un po' mi chiama, mi dice che sta bene, che va tutto bene e stai là, aspetti la telefonata che ti arrivi a momenti. Invece quella telefonata è arrivata dopo 243 giorni e per fortuna che è arrivata. Ci fermiamo per un altro brevissimo break di pubblicità e poi continueremo con il racconto di Gianluca in Libia e il racconto di Maria che era qui
a Trebaseleghe che lo stava aspettando. A tra poco. Eccoci, continuiamo con il racconto drammatico di Gianluca Salviato, il tecnico di Trebaseleghe che è stato in mano ai sequestratori in Libia per ben 8 mesi. Maria, la moglie, ha contato i giorni, le ore. Quanti giorni, Maria? 243. 243 giorni. Segnati sul calendario. Segnati sul calendario, invece Gianluca segnava i giorni con gli stecchini per non perdere la continuità del tempo. Per non perdere il tempo, sì, perché è importante non perdere la cognizione del tempo. Questa era una delle cose che facevi mentre eri rinchiuso in questa stanza, 4 metri per 4, mi dicevi, molto 4 piccola. per 4. L'ho misurata perché conoscevo la misura del piastrelle, ma l'ho contata. Per farla tutta camminando ci volevano 30 passi. Quante volte l'hai percorsa questa stanza? Ah, guarda, io ho cominciato così perché poi mi sono imposto, dovevo fare qualcosa, no? Allora, i primi tempi non sapevo cosa fare, non avevo oggetti, non c'era nulla. E allora ho tolto via i laccetti dalla tuta della ginnastica, c'è i laccetti che da qui era il cappuccio, e ho cominciato a fare i nodi marinari, che non mi ricordavo più di saperli fare, li avevo imparati da ragazzo, cioè andavo via ogni tanto in barcavela con un amico, quindi il padre mi ha insegnato i nodi e facevo nodi e trecce per cercare di non pensare, perché comunque ti vengono in mente lei, mia mamma, la famiglia, pensi li avranno avvertiti, avranno preso comunicazione, ti vengono in mente tante cose, il cervello prende la tangente e viaggia, quindi dovevo fermarlo un attimo, perché sennò secondo me... Eri preoccupato per Maria, per tua mamma, per i tuoi 3 fratelli a casa? Vedi, quando ti dicono che le persone muoiono di crepacuore, ti si spacca il cuore, lì ho imparato che è vero, perché capita, e mi è capitato lì. Quando pensavo a lei o a mia mamma, a mio papà, alle mie sorelle, a mio fratello, sentivo un dolore qui, che ti taglia il cuore a metà, ed è un dolore di una forza, talmente profondo, che pensi adesso mi si spezza il cuore, e credo che sia vero che possa capitare alle persone, capito? Quindi cercavo di non, perché i primi tempi mi faceva molto male. Ti spaventava, scusami, ti spaventava di più il crepacuore per i tuoi familiari, sì, più che questi terroristi che ti hanno puntato la pistola addosso in testa? Io di loro ho avuto paura i primi tempi, finché poi non ho cominciato a conoscerli. Io ho visto che erano dei ragazzini tra i 20 e i 25 anni. Comunque con il cervello lavato, poi ti racconterò una scena che mi ha proprio colpito quando ero là. Però non mi facevano più paura dopo, perché comunque la paura l'ho messa, ho vissuto 8 mesi con la morte di qua e la paura dall'altra parte, però l'ho governata la paura e non l'ho fatto volontariamente, cioè tutte le azioni che facevo erano impostate per riuscire a sopravvivere, capito? Quindi se avessi avuto paura non sarei tornato a casa, perché avrei agito in modi sbagliati. Ho razionalizzato la paura, quindi non è diventata proprio coraggio, perché io credo, però sono riuscito a... Hai saputo dominarla? Ho saputo dominarla. Intelligentemente, perché non hai reagito in modo impulsivo e quindi non li hai... C'erano dei momenti che provavo un odio profondo, in quei momenti lì c'era rabbia, ti senti impotente perché non puoi fare nulla, no? E a volte provi anche odio. Io adesso non me lo porto con me il rancore, l'odio, non sono una persona che si porta dietro queste cose, non fanno parte di me. Però in quei momenti lo provavo verso di loro, sì. Come trascorrevi le tue giornate? Ne abbiamo parlato, hai fatto tante volte quella stanza a piedi, sì. E le cose più normali che facciamo quotidianamente, il cibo, la toilette... Mi svegliavo la mattina, mi portavano la colazione, erano 2 uova, a volte c'era il peperoncino, a volte c'era... Una volta mi hanno portato un po' di marmellata con il pane da toast, cose, ma soprattutto uova strapazzate, per loro gli europei mangiano solo uova, mangiare 500 uova circa. Colesterolo sì, penso altissimo, di averlo avuto 2000. E poi la mattina mi alzavo, facevo colazione, quindi
poi chiedevano di andare al bagno, c'era una prassi per andare al bagno, dovevo bussare, dirgli in arabo, gli dicevo shukran, toilette, allora dicevo grazie, devo andare alla toilette, indossavo il cappuccio, avevo un asciugamano, un manino grande così, che quello doveva servirmi per tutto, lo spazzolino da denti e il dentifricio me l'hanno portato dopo circa 3 settimane, 4, quindi ho fatto 3-4 settimane senza potermi lavare bene i denti. Loro mi accompagnavano al bagno, ce n'era uno, si metteva il cappuccio anche lui, mi aprivano la porta, mi accompagnavano al bagno per il braccio, lì mi lavavo la biancheria intima, le mutande, le magliette, quelle cose lì, potevo farmi la doccia ed era molto importante potersi lavare lì. Anche per le malattie? L'acqua era quella dell'acquedotto, quindi gli acquedotti là sono abbastanza sporchi perché non ne fanno manutenzione. Poi rientravo nella stanza e lì cominciavo a camminare intorno alla stanza per circa un'ora, cercavo, anche un po' per la glicemia, per quelle cose là, camminavo e pregavo. Pregavi? Sì, ho pregato tanto lì, me l'ho detto tante volte, a me ha mantenuto in piedi 2 cose, la fede e pensare che c'erano tante persone che mi stavano cercando, che mi avrebbero portato a casa. Quello ero sicuro al 100%, a meno che a loro di là non li prendessi di matto e mi sparassero un colpo. Maria, abbiamo sentito che Gianluca sperava tanto e pensava a voi, e ciò che lo ha aiutato ad andare avanti è stata la fede e voi che eravate a casa, che lo stavate aspettando. Quali sono state le prime iniziative che avete fatto per cercare Gianluca con l'aiuto della Farnesina? La stampa naturalmente aveva subissato nel frattempo. A noi ci veniva la tentazione di prendere e andare giù in Libia e fare noi le ricerche, però ovviamente non lo puoi fare assolutamente. Tu saresti partita subito il giorno dopo? Scusatemi, immediatamente. Io e sua sorella stavamo anche mezzo organizzando, però non è una cosa fattibile, perciò. E la Farnesina, i primi tempi, inizialmente, i primi giorni, anche 2 o 3 volte al giorno. Cioè io ho cominciato a spaventarmi quando ho visto la tuta arancione, il primo giornalista che hanno ucciso, e l'angoscia. Cosa hai pensato? Cosa vuoi pensare? Io ho chiamato immediatamente la Farnesina, l'unità di crisi, ho detto, cioè ditemi se devo aspettarmi di vedere mio marito con quella tuta arancione. Ha detto no, stai tranquilla, vedrai che va tutto bene, non ti devi preoccupare. Ci fermiamo, siamo costretti ad un altro break pubblicitario e poi sentiremo il racconto, il momento più atteso da parte della famiglia, da parte di Maria e delle persone che Gianluca amava, i suoi familiari, il momento appunto della liberazione. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo Gianluca Salviato e sua moglie, ci ha raccontato questi 8 mesi drammatici in cui è rimasto prigioniero dei terroristi in Libia. Poi ad un certo punto, a novembre, il 17 novembre, te la ricorderai questa data, immagino? 15 novembre. 15 novembre, cosa è successo, Gianluca? Era un giorno come, tra virgolette, tutti gli altri lì dentro, no? Mattino avevo fatto le mie cose, però avevo già messo in conto che rimanevo lì fino a marzo, tranquillamente. Io avevo già contato che mi facevo il Natale lì e i primi mesi dell'anno lì. Poi il pomeriggio, verso le 4:30, hanno fatto il caffè per loro e mi hanno portato una tazza di caffè arabo, sai, con il fondo e tutto. Loro facevano la loro, perché loro giocavano alla PlayStation, tutti i ragazzi giovani. Una giornata come le altre. Loro rimanevano tutto il giorno lì? Sì, erano 2 gruppi, si alternavano 4 o 5 alla volta, no? 24 ore su 24? 24 su 24. E poi a un certo punto, verso meno un quarto alle 5, ho sentito urlare, ho detto no, stanno litigando un'altra volta, chissà cosa succede. Si è aperta la porta, sono entrati 7-8, quanti erano, cappuccio in testa e Kalashnikov in mano. Ho detto no, adesso mi portano fuori, mi ammazzano. Invece ha cominciato a darmi pacche sulle spalle e dirmi Hadi Hadi, Yalla in arabo, no? Vai, vai, sei libero, Jahad, Jahad. Non gli credevo più di tanto, no? Mi hanno accompagnato alla porta e lì c'era uno con il viso scoperto e ho detto adesso qua fuori mi sparano un colpo e sono finito. C'è questo qua, 3 parole in italiano, tranquillo Luca, sei libero.
mi ha caricato in macchina, mi ha fatto togliere il cappuccio, mi ha detto adesso andiamo, stai tranquillo, e mi hanno portato in centro a Derna, poi ho saputo che era a Derna, lì ho trovato 2 persone dei servizi libici, mi hanno messo in macchina, mi hanno chiesto cosa volevo, se avevo bisogno di qualcosa, volevo darmi una sigaretta, che sono 8 mesi che non fumo. Poi mi hanno portato fuori Derna. Hai smesso di fumare poi? No, ho ricominciato. Mi hanno portato fuori Derna, lì ho trovato altre 3 macchine, 3 fuori strada, con il comandante Mikhail dei servizi libici. Da lì siamo partiti, siamo andati a Tobruk. C'erano 2 tecniche, una davanti e una dietro, con le mitragliatrici sopra che aprivano e chiudevano la strada. Abbiamo passato tutti i checkpoint, si aprivano così. Siamo arrivati a Tobruk. A Tobruk ho trovato l'aereo di Stato con... Il tutto quanto è durato dal momento in cui sei uscito da questa casa? Io sono uscito alle 5:30, sono entrato in aereo che erano le 8 e qualcosa, che poi ho chiamato lei. La prima cosa che pensavi, che hai pensato, è quella di avvisare la famiglia, immagino? Sì, in macchina ho chiesto se potevo chiamare, mi hanno detto no, hai l'obbligo di silenzio radio fino a che non arriviamo a destinazione, quindi non potevo chiamare nessuno, però la prima sensazione è stata quella di poter sentire l'aria pulita, il sole. E di vedere la luce, direi. Di vedere la luce, perché io comunque sono sempre stato in un posto chiuso con una lampadina. Non mi hanno mai lasciato uscire, non sono mai potuto andare fuori a prendere un po' d'aria. Quindi... Una seconda vita, Gianluca? Mi è stata regalata un'altra vita, difatti ho detto, scusa, che ho intenzione di vivere altri 50 anni almeno. Sì, sì. In aereo hai chiamato Maria? Sono salito in aereo e mi sono potuto lavare, mi sono potuto tagliare la barba e mi hanno dato degli abiti nuovi, una tutta ginnastica, tutto nuovo, tutto pulito, tutto nuovo. Poi mi sono seduto sulla poltrona e un signore dei servizi ha chiamato lei e me l'ha passata. Maria? Non sapevi assolutamente nulla? No. Cioè, quindi tu hai saputo che Gianluca è libero da chi? Inizialmente da un ragazzo che mi dice aspetta un attimo, ti devo passare una persona. Cosa stavi facendo? Che ore erano? Le 19:18 del 15 novembre 2014 ero in bagno con i pantaloni del pigiama, con la canottiera, mi stavo lisciando i capelli, per cui avevo un beccuccio di qua, un beccuccio di là, cioè rivedere la scena è una comica. E mi squilla il telefono, rispondo, e sei il cellulare? Sì, il cellulare, vedo questo numero, però non gli do più di tanto bada. Ciao, sono io, devo passarti una persona. Al che mi passa lui, però siccome poi mi ha spiegato che è stato 8 mesi senza mai parlare, per cui non aveva la stessa voce di 8 mesi prima, ce l'aveva e non ce l'aveva, per cui ho fatto fatica a capire chi era lui. Ho capito quando mi ha detto adesso devo mettere giù, avverti la mamma. La prima parola che ti ha detto Gianluca? Ciao amore, sono vivo. In veneziano, ciao amore, sono vivo. Dio, grazie. Cosa hai pensato? Guarda, è un'emozione talmente forte che è inspiegabile, perché praticamente io dal 22 marzo ho sentito la mia vita strappata come, no? E al 15 novembre mi è stata ridata, cioè quell'arco di 8 mesi. Alle 19 e 18 del 15 novembre? Del 2014. E Gianluca ha ricominciato la sua seconda vita? Sì. Siamo stati fortunati. Niente, io sono corsa di sopra dalla mia amica Donatella, e metto giù il telefono, mi guarda e mi fa, siccome stavo prendendo delle pasticche per la pressione, mi fa, ma non è che ti sei sognata tutto? E là sono andata in crisi, perché ho detto, mamma mia, se veramente non era lui? Possibile che sia arrivata a questo punto? Perché dopo tanto tempo può succedere che vai via con la testa. E allora ho aspettato che mi chiami un suo collega dalla Libia, mi squilla il telefono, zitto lui, zitta io. Non volevo fare la figura della stupida che si era sognata la scena, perché una cosa... Cercavi una conferma definitiva cercavo una conferma della sua liberazione.
Allora Federico mi fa, sei contenta della notizia? E io, quale notizia? Quella di Gianluca. Sì, è vero. No, basta. E da lì avevi capito che... Sì. Non avevo sognato nulla. Entro pochi minuti potevi... L'hai riabbracciato dopo quanto? Il giorno dopo? Pomeriggio. Dove sei arrivato, Gianluca? Siamo partiti da Tobruk, dall'aeroporto, siamo arrivati a Roma e in aereo è stata la prima volta che ho mangiato. Mi hanno portato le scaloppine, senza peperoncino, la pizzaiola, la verdura, che erano 8 mesi che non vedevo, mangiavo patate, fagioli, ma la verdura fresca. Io non bevo, ho mandato un bicchiere, hanno aperto una bottiglia di spumante per me, no? Anche se non bevevi. Ho ancora il tappo a casa e ho bevuto un po' di spumante, un bicchiere di vino, tanto così di vino mangiando. È stato come tornare proprio alla vita, cioè io ho mangiato per 8 mesi, le prime settimane mangiavo con le mani perché non si fidavano di darmi le posate, poi per gli altri mesi, perché loro comunque mangiano con le mani, gli altri mesi ho mangiato con un cucchiaio, solo dovevo tagliare i pezzi di carne che mi davano, quelle cose là, un cucchiaio. Sempre lo stesso cucchiaio. E non sapevo, mi sono trovato un po' in difficoltà a usare le posate, no? Non riuscivi più, avevi perso l'abitudine anche della... Fai l'abitudine perché poi ti abitui, perché noi ci abituiamo anche alle peggiori cose. Poi quando siamo arrivati a Roma, siamo arrivati all'aeroporto, sono sceso, ho trovato il sottosegretario Minniti che mi aspettava, mi ha chiamato Gentiloni e mi hanno portato in hotel. E Maria quando l'hai vista? Il giorno dopo. Io quella notte in hotel ho potuto farmi una doccia decente, una super doccia. Quando sono andato mi sono messo per andare a letto, non riuscivo a stare nel letto, quindi ho dormito per terra quelle 2 o 3 ore che sono riuscito a dormire, perché comunque non riuscivo più a abituarmi al cuscino, alle lenzuola, difatti ho fatto fatica. Perché durante gli 8 mesi tu dormivi per terra? Sul materassino alto così, per terra praticamente, in mezzo allo sporco, perché non potevo pulire la stanza, niente. E poi tutta la notte ci siamo telefonati. Avevo il telefono free e poi il mattino dopo sono andato a far colazione e mi sono trovato il buffet, ci avrò girato attorno 6 volte e poi il pomeriggio mi hanno portato in Farnesina e ho trovato lei e mia sorella e siamo andati io e sua sorella a prenderlo. L'ho visto arrivare da lontano, che era andato a pranzare con sti capelli lunghi, ma io l'ho visto bellissimo. La prima cosa che vi siete detti? Niente, ci siamo abbracciati. Forte. Forte. Molto forte. E siete tornati a casa? Sì. Beh, bellissimo, io non so cosa dirvi perché questo racconto drammatico all'inizio, commovente e bellissimo alla fine. Ironia della sorte, Gianluca, tu sei partito per questa ditta, per lavorare per questa ditta, sei tornato e adesso ti ritrovi senza lavoro. C'è stata un po' cosina qua. Non sei stato vittima dei terroristi, ma sei vittima della crisi. Ma sì, dai, ma però comunque la mia forte mamma ci ha insegnato sempre una cosa, mai fermarsi, sulle maniche e avanti. Non ti hanno fermato i terroristi, quindi adesso figuriamoci. Non mi agavo il coppa ai talebani, non mi coppano i sogni. Grazie a Gianluca Salviato, grazie alla nostra Maria, moglie di Gianluca, per questo racconto, per questa testimonianza che sicuramente porterò nel cuore per parecchio tempo e sarà difficile per me dimenticarla, come immagino anche per i nostri telespettatori. Storia di famiglia si conclude qui, il tempo è tiranno, noi ci vediamo naturalmente la prossima settimana. Grazie ancora per essere stati nostri ospiti. Arrivederci.